Avrebbe incassato per 10 anni la pensione della donna che aveva assistito come badante e morta nel maggio del 2012. Questa è la presunta truffa di oltre 150.000 euro scoperta dalla Guardia di Finanza di Ragusa, messa in atto dalla badante della pensionata, che è stata denunciata per appropriazione indebita. La Procura di Ragusa ha disposto il sequestro dei conti correnti bancari, degli immobili riconducibili all'indagata. Le indagini svolte dai militari della Compagnia di Vittoria hanno accertato che la donna, che aveva una delega a operare sul conto corrente della stessa, approfittando della mancata trascrizione del certificato di morte della pensionata da parte dell'INPS per un guasto del sistema informatico, abbia eseguito periodici prelievi sul conto corrente deposito intestato appunto alla defunta. Secondo le indagini delle Fiamme Gialle, dal giugno del 2012 a maggio del 2022 avrebbe sottratto dal conto corrente soldi accreditati dall'erario per complessivi 154.450 euro, relativi alla reversibilità della pensione della donna e a ulteriori prestazioni assistenziali per invalidità.